Noi siamo stati attivati dal Dipartimento venerdì pomeriggio e siamo riusciti ad arrivare qui a Pianelle di Aosta venerdì notte alle 3. Siamo scesi con la colonna mobile nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, composta in una prima ondata da 50 uomini e una quindicina di mezzi d'opera, tra camion, ribaltabili, escavatori, mini pale e quant'altro serve in queste occasioni per le alluvioni. La situazione iniziale, devo dire la verità, in questa via qui che è stata una delle più colpite, era, se si può utilizzare il termine, apocalittica. Comunque pian piano, insieme anche alla popolazione che si è data un sacco da fare, 1 metro alla volta abbiamo tolto tutti i detriti, quelli che c'erano nella strada, poi hanno cominciato a portare fuori tutti i mobili e a caricarli sui camion, che hanno fatto una spola continua da 5 giorni ormai, perché oggi è il 5º giorno. E adesso in queste ultime operazioni stiamo tirando via il fango, il grosso del fango, e poi fare la pulizia con i moduli AIB. Al momento ho una settantina di uomini qua impiegati in diversi cantieri tra Pianelle di Aosta, che è questa frazione qui, poi Ostra, poi la zona della Zappi, la zona industriale. Allora, diciamo che la popolazione, come penso in tutte le emergenze, all'inizio era abbastanza smarrita, se possiamo dire così, però questo ce lo riconoscono un po' tutti, lo spirito degli alpini è anche dare un supporto morale oltre che materiale a queste persone, e adesso il legame è diventato stretto, come in tutte le emergenze che abbiamo fatto, veramente diventa quasi un'amicizia alla fine quando ce ne andiamo, ed è un dispiacere grande lasciarli, devo dire la verità, perché sono ancora pieni di tantissimi bisogni.